Oltre i confini del Veneto, il popolo del PD si è riunito al Teatro Stimate. La platea al completo ha ascoltato quella che deve essere un'autonomia differenziata. Una serata dedicata al Veneto che ha una vocazione per una maggiore autonomia sicuramente, e quindi per un'autonomia differenziata come previsto dalla Costituzione, e mai applicata né da Galan né da Zaia, che noi applicheremo quando vinceremo il Veneto. Ma soprattutto noi volevamo anche dimostrare che il Veneto ha una vocazione europea e una vocazione nazionale. Purtroppo oggi la crisi economica ha toccato tutti i settori, compresa la sanità. Fino a pochissimi anni fa la sanità del Veneto era considerata ai massimi livelli, non solo in Europa ma nel mondo. Oggi siamo, secondo i dati europei, al 68° posto. Il Veneto, quindi siamo scivolati al di là di tutto quello. Nonostante le eccellenze che abbiamo di medici grandissimi, di potenzialità enormi, il Veneto purtroppo non è più un esempio come lo era anni fa. E di questo dobbiamo riflettere. I medici, tutte le associazioni mediche, ospedaliere e i medici di famiglia se ne sono accorti e hanno protestato, perché non va avanti nulla oggi nel Veneto di tutto quello che si era programmato e di tutto quello che si era promesso. Vanno avanti solo gli spot e non vanno avanti invece quelle che sono le cose serie, gli approfondimenti, il lavorare giorno per giorno per migliorare la nostra sanità e per andare incontro alle esigenze delle persone che ne hanno più bisogno. Tornando alla voglia di ripresa, al bisogno di scambio commerciale, culturale, economico, l'eurodeputata Moretti, presente, ha detto proprio così. Il Veneto sempre di più al centro dello sviluppo nazionale, dello sviluppo europeo. Per troppo tempo il Veneto è stato isolato rispetto al contesto nazionale, rispetto al contesto europeo. L'Europa continua a rappresentare una grande opportunità. Dobbiamo sfruttare al massimo i fondi strutturali, purtroppo la Regione Veneto non l'ha fatto abbastanza. Il Partito Democratico può fare di più.